Buongiorno, Luca Crepaldi, la voce di Rovigo, che oggi è in diretta. Siamo a Carpenedo di Mestre per la presentazione del diario scolastico Fantastico Veneto. Siamo con l'assessore Comune di Venezia, Laura Vesio. Buongiorno Laura. Buongiorno. Avete partecipato a questo progetto? La scelta di partecipare a questo progetto, da dove è nata? Beh, nasce dall'idea che sostanzialmente è un bellissimo progetto di educazione civica, quella che cerchiamo anche di diffondere nelle scuole attraverso degli insegnamenti concreti. Quindi nel momento in cui abbiamo pensato al diario come il vero strumento di bordo che accompagna i bambini nel viaggio scolastico e non solo, abbiamo accarezzato quell'idea che è stata dell'ASL 3 Serenissima attraverso tutto il nostro impegno, sia di comune, di città metropolitana, che anche di tutta una serie di nostre partecipate, quindi il gruppo Città di Venezia. La cosa importante del poter comunicare attraverso un diario la cultura e la storia e tutto quello che ruota attorno a Venezia e partire dai bambini. È una missione che è, diciamo, imprescindibile quasi. Diciamo che è la vera sfida che oggi ci accompagna, soprattutto quando parliamo di educazione. Mi piace pensare per esempio che l'assessorato nel Comune di Venezia non si chiama assessorato alla scuola ma alle politiche educative. Questo perché? Perché attorno ai bambini e ai ragazzi che crescono c'è tutto un insieme di soggetti fatto anche di istituzioni, di amministratori, di musei civici, di associazioni culturali e sportive e scuola naturalmente e famiglie in primis, che devono accompagnarli in questo straordinario viaggio. Naturalmente dispensarlo in pillole chiare, concise, semplici, laddove possano avvicinarsi a tutti quei temi che sono anche magari più delicati, quali quelli della sostenibilità ambientale, piuttosto che del patrimonio culturale e artistico che la nostra città e non solo contiene, credo che sia la ricetta migliore per il futuro. Buongiorno, Luca Crepaldi, la voce di Rovigo, che oggi è in diretta. Siamo qua a Mestre con Piero Rosasalvo, amministratore unico di Vela Spa, gruppo AVM, trasporti di Venezia per spiegarlo a tutti quanti, ma già lo si sa, e per il diario scolastico che il gruppo AVM ha deciso di sposare. Come mai questa Presidente? Innanzitutto ricordo, appunto, come è stato molto chiarito, Vela non c'entra nulla con questo bellissimo sport della vela o l'attività della vela. È una società pubblica al 100% del Comune di Venezia che fa parte del gruppo, appunto, della mobilità. In realtà Vela segue la parte commerciale, promozionale, la gestione del trasporto, dalla parte anche del marketing della città, cioè di organizzare gli eventi della città di Venezia e di contribuire e sostenere le iniziative promozionali che abbiano un carattere di valore pubblico da parte dell'amministrazione comunale. Siamo un po' un braccio operativo dell'amministrazione comunale per tutta la sua promozione e quindi non poteva mancare un indirizzo che ci è stato dato dall'amministrazione comunale di intervenire in questo bel progetto. Un progetto che va alle scuole, che va ai bambini, soprattutto alla scuola primaria, e che è ricco di contenuti, come è stato ben illustrato e come chiunque può sfogliare il diario può capire, con dei messaggi molto importanti e molto positivi ai bambini e che credo abbraccino poi delle tematiche che ovviamente riguardano anche l'attività civica all'interno del modo di essere bambini e in futuro uomini della comunità. Quindi noi siamo intervenuti, in particolare anche con degli suggerimenti, con degli stimoli creativi, perché noi tra l'altro organizziamo il Carnevale di Venezia e molti altri eventi della città, e per il Carnevale ovviamente in particolare il sindaco Brugnaro ha dato un'impronta negli ultimi anni che non è il carnevale per i turisti soltanto, anzi non soprattutto, ma per i cittadini e in particolare per i bambini, perché tutti ci ricordiamo che il carnevale era un momento atteso quasi come il Natale per tutti noi. Quindi c'è uno stimolo creativo, c'è una mascherina da fare, c'è una serie di iniziative che si possono fare con le scuole a carnevale, ma non solo, poi c'è un grosso messaggio legato all'ambiente e a tutti i valori dell'ambiente che il gruppo AVM porta avanti anche per la mobilità sostenibile, con i bus elettrici, con tante altre cose, adesso anche i bus all'idrogeno e con i vaporetti ibridi. Insomma c'è tutto uno sforzo e qui il gruppo ha ritenuto di collaborare e credo che sia una cosa molto bella, perché i bambini a loro consegniamo la nostra città. La ringrazio. Buongiorno, Luca Crepaldi, la voce di Rovigo, che oggi è in diretta. Siamo a Venezia, anzi a Carpenedo di Mestre, nella scuola Tintoretto. Presentiamo oggi il diario. Siamo con Mauro Bon, responsabile di Move Education. Buongiorno Mauro. Buongiorno. Avete partecipato a questo progetto del diario per i bambini? La scelta? Allora, noi abbiamo partecipato con grande entusiasmo perché l'iniziativa ci sembrava veramente
vincente da tutti i punti di vista, sia della comunicazione sia anche della possibile pubblicità che potevamo avere verso i bimbi e soprattutto verso le famiglie. E parlando della storia del Veneto e di Venezia, ovviamente come musei civici abbiamo un patrimonio enorme, incommensurabile, musei così come Palazzo Ducale, Carrezzonico, noti in tutto il mondo, quindi la nostra mission è comunque sempre quella di portare i bambini e le famiglie a visitare i musei. Lo facciamo attraverso questo strumento, lo facciamo con dei metodi appunto educativi a noi abbastanza usuali, cioè quello anche di giocare con le informazioni, di giocare con la cultura, con la storia, con la scienza, stimolando i bambini. E quale miglior metodo che un diario, ce l'hai sotto mano tutti i giorni, certo. Comunque anche alle famiglie che poi quando andranno a casa potranno vederlo comunque, perché controllano magari i compiti e tutto quanto e vedono la storia di questo Veneto fantastico Veneto, che è il titolo del Esatto, l'idea è proprio quella di portare a casa delle pillole di cultura attraverso dei giochi che possono anche scaricarsi dal telefonino e quindi anche utilizzare questo strumento assieme alle famiglie e divertirsi imparando. La ringrazio. Grazie.